È un fatto gravissimo, siamo dispiaciuti di quanto accaduto, siamo vicini, tutta l'amministrazione è vicina alle persone colpite, però siamo anche fiduciosi che il grosso investimento che ha fatto questa amministrazione sulla videosorveglianza possa consegnare i responsabili alla giustizia. Le immagini sono già in mano ai carabinieri, immagini di videosorveglianza. Questa mattina mi sono confrontato anche con il comandante Stefano Forte della Polizia Locale, il quale dà il massimo supporto ai carabinieri per cercare di arrivare a quelli che sono gli autori. Ecco, 10 giorni fa c'è stato un episodio analogo nella zona del Duca d'Aosta. Purtroppo sì, c'è stato un episodio analogo, anche lì so che i carabinieri hanno già visionato le immagini e lì speriamo siano a buon punto. Purtroppo Mogliano è crocevia di importanti arterie, qual è il Terraglio, quali sono le due autostrade con i relativi caselli, nonché la via Germanesa e pertanto molte volte diventa crocevia anche di chi vuole delinquere. E gli autori potrebbero essere gli stessi a questo punto. Gli autori potrebbero essere gli stessi, aspettiamo le indagini dei carabinieri che vaglieranno tutta la videosorveglianza. Videosorveglianza che comunque volete incrementare come amministrazione comunale. Certo, questa amministrazione ha già investito più di 800 mila euro per quanto riguarda la videosorveglianza, vogliamo continuare con anche le frazioni, quindi con Zerman, Bonisiolo e Campocroce e pertanto continueremo in questa strada perché vediamo che sta dando buoni frutti, insomma.